Buonasera ragazzi, ecco, ciao, salutate. Ciao. Abbiamo, come avete visto, due ospiti oggi. Siamo ritornati nella casa di tre fratelli, dove uno, eccolo qui, è lui. Piacere, si chiama Giacomo. Siamo ritornati qui con anche la Viviana, Ciao. che è una nostra amica. E perché? Perché visto che c'è anche uno dei tre fratelli, vediamo se magari abbiamo qualche riscontro in più rispetto a 2 anni fa che siamo venuti qui, perché era 2 anni fa avevamo già fatto un'indagine in questa casa e eventualmente la Sabina, come al solito, vi mette il link. Sotto vi metto il link, certo. Quindi iniziamo l'indagine, si muore dal caldo, è estate, è tutto chiuso. Mettete un like anche solo per quello, per il coraggio. Buona visione e andiamo a fare l'indagine nella casa di tre fratelli. Ciao ciao. 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 Hai fatto del rumore? No, Hai sentito anche tu? Sì. Cos'era? Un spostamento di qualcosa. Ho sentito tipo, ah. Anch'io. No, non era tipo, sai quando sposti la sveglia? Sì, potrebbe essere, ma tu che hai il microfono senti molto molto meglio. Io l'ho sentito distante anche, sinceramente. chiudo. Sì. Se volete muovere la campanella, tanto ci presentiamo anche se forse si ricordano. Sì, io sono Dario. Io sono Sabina. Io sono Giacomo. Io sono Viviana. Vi abbiamo messo una campanella lì, se volete muoverla fatelo pure, senza nessun problema. C'è anche una girandola, se anche quella volete muoverla. Poi oggi abbiamo anche Giacomo. Guardate la faccia della Viviana. È talmente spaventata, ma alla fine non sta succedendo nulla. No, niente. Esatto, ho appena iniziato, però. Sì, a parte all'inizio della carrega anche mi pareva, però. Sì, perché lo diciamo, c'è sulla casa vicina, è abitata, quindi prima abbiamo sentito un rumore, potrebbe essere stato benissimo lui, anche se una sedia, non so che si sente sedie. Sì, esatto. No, sembrava di qua, A come me se venisse sembrava dalla no. casa vicina. Oh, ti dai voto. Però sembrava da di là. Distante, non era qua, ma non No, era l'ho sentito neanche... anch'io entrando in bagno. Poi l'ho sentito anch'io. Ma a me sembrava di là. Siete voi? Ma dopo, guarda. Oh, Questo indica? Praticamente vuol dire che c'è una variazione del campo delle onde che sta generando lo strumento. grazie se stai rispondendo in qualche modo. Hai visto che lo strumento non ti fa nulla? Puoi avvicinarti all'antenna, per favore? Ecco, quel bastoncino metallico che vedi sopra lo strumento. Se ti avvicini fa delle lucine colorate e suona come prima. Puoi farlo per favore, così riusciamo a capire che anche tu capisci quello che ti stiamo dicendo.
Grazie. 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 È tutto staccato, vero? Sì, abbiamo tolto direttamente la corrente, a parte che lì non c'è corrente. E non c'è corrente, la casa vicina è disabitata, vuota, proprio... Sì. No, lì non c'è corrente e comunque abbiamo tolto dal contatore, quindi... Guarda, c'è anche un altro strumento che se vuoi puoi far suonare. Visto che riesci a interagire con lo strumento, vorrei chiederti se sei un uomo. Se sei un uomo, puoi farlo suonare un'altra volta, per favore? Sei una donna? Sei una bambina? C'è una vecchia anziana. Visto che hai interagito con lo strumento, riesci a fare un rumore, per favore? Anche di là, sull'altra stanza, in soggiorno. Cosa c'è? No. Cosa? No, c'è il riflesso della porta a vetro, no? Si può interpretare come rumore che hai chiesto anche. Grazie. Grazie. Però volevo... Grazie. Grazie. Non ti prendo. Riesci a fare un rumore su un mobile, però? Per favore. Sei una donna? Sei una bambina? Sei Sara? Se accendiamo una radio, vuoi parlare con noi? Ti puoi avvicinare allo strumento? Già lo stai facendo, quindi... C'è anche un pupazzo sopra la tavola. Se vuoi toccarlo e giocarci, fallo pure. Se lo vuoi spostare, abbiamo messo un po' di giochi. C'è il pupazzotto, c'è anche una campanellina. Se vuoi toccarla, suona. Vuoi che ti portiamo qui il pupazzo? Lo mettiamo per terra? Vuoi? Ti porto qua il pupazzetto? Adesso non è lo strumento, per piacere, se vuoi lo portiamo qui. Magari giocavi sul sottoscala, ti nascondevi, giocavi a nascondino. L'altra volta avete fatto anche il nome di Giacomo alla Ghost. Siete contenti che è qui? Sono venuto qui per poter comunicare con voi. Siete contenti eventualmente di poter comunicare con me, visto che ci siamo anche visti? Se dite sì, potete far suonare il strumento. Vado a prendere la Ghost. È normale che sia spenta la videocamera proprio quando sono entrata io? Sì. No. Come no? Cioè non questa, quella. No. Che se era accesa era. Sono entrata e si è spenta. No, si è spenta del tutto. Sono cariche tutte, Si è spenta.
L'altra volta si era spento qualcosa. Adesso funziona. Batteria carica. Sì, figurati. Beh, è un segno, io lo prendo come un segno questo, non è una cosa normale. La girandola si sta muovendo. Non so se siamo noi. Il giro d'aria, magari siamo tutti qua. No. È ferma. No. Ah no, si muove. Perché non ha girato su se stessa, ha fatto avanti e indietro così, capito? E però proviamo un attimo a rientrare, cioè a fare così. No. La camera penso sia spenta di nuovo. No, si è accesa. No, perché No, prima si era spenta del tutto. Io l'ho vista, quando sono entrata era accesa, appena ho messo il piede qua si è spenta. No, perché l'ho... no, era spenta. Forse qua c'era qualcuno. No, si è spenta da sola. Perché la Sì, batteria si è è carica. spenta da sola, cioè, l'ho vista io. Ma la guardavo io da di là che la vedevo. Volete che rimaniamo qui in questa stanza? Perché appena siamo entrati un po' la girandola si è mossa, avete spento la videocamera. Volete che rimaniamo qui? Riuscite a muovere ancora di più la girandola? O anche la campanellina? Falla roteare, non serve farla suonare se non ce l'ha fatta. Hai sentito? Sì. Sì, mi vado qua, ma... Andiamo di là, va bene? Ci date qualsiasi segno e rimaniamo di qua, se no fra 2 minuti andiamo dall'altra stanza. Anche un rumore come avete fatto, la campanella, avete modo di darci un segnale. Dopo, se volete addirittura aprire un'anta della credenza come avete fatto tanti anni fa, fatelo pure. Hai sentito? Di là, Senti qualcosa? Ma io sento di qua. una cosa che senti. Rumori. Non so capire. Adesso non sento più. Anche perché il microfono è girato di qua. Quindi con Quella questo di sensazione là di non lo sentire di senti, là. perché questo è solo direzionale, al massimo apre da qua a qua, ma dietro non senti niente. Andiamo di là. Guardate qua. Fanno posto qua. Lì sta messo.